Diciamo che dalle elementari ho scoperto di essere un po' dotata nel disegno, così prima o poi ho detto farò la pittrice, e invece col corso degli anni in famiglia era meglio fare un lavoro un po' più classico e così, però ti scoppia dentro la pittura, diciamo che avevo un po' la predisposizione, ecco. Ho fatto tanti corsi privati, corsi serali, tutto quello che c'era, dal paese Giamberra che è diventato mio amico, abbiamo fatto le mostre insieme, ho partecipato poi dopo nel corso della vita a tanti concorsi e gruppi di amici pittori e il sogno nel cassetto era quello di aprire uno studio tutto mio, come è successo da anni, dal 2009 sono qua a Montebelluna e dipingo su tutto quello che capita, faccio concorsi compatibilmente con quello che trovo, da mettersi in gioco sempre, c'è sempre da imparare e in breve questo è una passione che deve scoppiarti dentro, è un sogno che si avvera e la vita si vorrebbe dire, però il mondo dei colori è una roba fantastica perché ci si esula praticamente da tutti i problemi, è come avere proprio la tua parentesi così, un'esperienza che auguro a tutti, insomma, infatti tanti quando vanno in pensione dipingono per rilassarsi, per ritornare bambini, per fare qualcosa di creativo che si ritorna un po' alle origini quasi, vorrei dire. No, beh, la scelta è che ho tutti i colori e ho fatto incisione, disegno e con le matite, con l'olio, preferisco un po' l'acrilico perché asciuga prima e non puzza la trementina e allora l'acrilico è a base d'acqua. Però per la bottiglia è venuto un po' per caso perché dovevo fare un regalo. Ah sì, ho fatto dei ritratti sulle bottiglie mignon, quelle grandi, ritratti di persone. Allora c'era uno che compiva gli anni, ho fatto la testa di un alpino su e dopo una coppia che si è sposata e una coppia che siamo andati a trovare, un anniversario. Ho dipinto sulle bottiglie così per caso, perché questi colori acrilici sono fra i tanti che io ho, sono vernici proprio da vetro. Avevo fatto un'insegna di ferro e poi dopo mi sono rimasti questi barattoli che sono anche costosi perché sono proprio vernici da vetro e da ferro e ho detto vado avanti e provo così. Questi qua sono anche lavabili, così per caso, insomma adesso ho fatto sto gadget per i miei amici e quello che capita si fa, la bottiglia, poi qua siamo in zona Prosecco e diventano bottiglie artistiche, qualcuno non le beve neanche.